Ciao a tutti ragazzi e vi do il benvenuto quest'oggi all'interno di Tropico 5. Siamo nell'aprile del 1925, quindi ci stiamo avvicinando alla seconda guerra mondiale e siamo pronti a intraprendere un'altra grandiosa avventura qui in compagnia del nostro grande presidente. Allora, prima di iniziare, non sono riuscito a caricare gameplay in questi ultimi giorni proprio perché ragazzi sapete bene, lo sapete anche meglio di me, è estate, sicuramente dopo un inverno ovviamente con la pioggia dentro a studiare o a giocare, ognuno vuole andare sicuramente a mare se ha il mare disponibile, e visto che ovviamente nel mio caso appena esco dalla soglia della porta metto il piede all'interno della sabbia, mi ritrovo quasi ogni giorno quindi a mare, diciamo, e quindi proprio per questo non sto caricando gameplay, anche perché in agosto non è che ci sono anche tanti giocatori online, tutti sono veramente in vacanza, quindi ho deciso di riprendere i video, come dire, anche a settembre, quando ovviamente tutti saranno quando ritorneremo tutti alla quotidianità, diciamo, e assumeremo quindi un proprio ritmo, però adesso quindi qualche video, come dire, di intermezzo, qualche video per continuare le vecchie serie come Tropico e Rom, o addirittura l'ultimo di Formula 1, saranno presenti in maniera quindi così senza un vero e proprio ordine. Potrebbero esserci 2 video, come uno alla settimana o come 0 in questi ultimi 10 giorni che ci rimangono. Comunque ragazzi, bando alle ciance, torniamo alla nostra partita. Abbiamo il 63% della felicità, 500 circa di popolazione disponibile, una grande quantità d'oro nelle nostre casse, $6.000. Allora, vi ricordo, per tutti quelli che ovviamente non la stanno seguendo da un pezzo questa serie, questa è la nostra zona industriale. Abbiamo una distilleria di rum con tanto rum disponibile, pronto a essere convertito in zucchero. Ritroviamo la nostra industria tessile che si basa sicuramente sulla lana e sul cotone. Il cotone lo stiamo producendo da queste parti, cotone, eccolo qua, sta appunto crescendo, mentre abbiamo anche qualche piantagione sparsa qui e lì. Troviamo dei ranch di capre proprio da questa parte per, eccolo qua, lana, eccolo qua, eccoli qua, dei ranch di lama proprio per l'esportazione di questa materia prima. Benissimo. Per quanto riguarda la terza industria, è un'acciaieria, converte sia il ferro che il carbone in acciaio. Scusate un attimo. E siccome abbiamo ben 2 miniere, una di ferro e una di carbone, possiamo convertire entrambi per l'esportazione. Stiamo migliorando anche l'assetto delle scuole, 2 nuove scuole superiori, addirittura l'opera per intrattenere i cittadini più ricchi, la biblioteca. Bene, vediamo di aumentare un attimo il budget per aumentare i punti di ricerca. Abbiamo costruito quasi l'ambasciata e l'università. Allora, cosa possiamo fare adesso? Continuiamo ragazzi con la velocità normale. Intanto l'esercito come sta andando? Almanacco, andiamo nella sezione della casata, vediamo un pochettino politica. Gli alleati e l'asse sono entrambi felici. La fedeltà dell'esercito non è molto elevata. Per uno stato totalitario come il nostro è meglio potenziarla, quindi aumentiamo la paga a tutti questi uomini. Per esempio, vediamo di aumentare la paga alle nostre caserme, anche alla stazione di polizia, perché sicuramente ci devono essere degli ottimi poliziotti. Allora, abbiamo ben 2 caserme, devono essere complete e funzionanti. Il parcheggio non ha nessun lavoratore, aumentiamo la paga per questi lavoratori. Ecco, nuove imbarcazioni. Dobbiamo sfruttare anche quest'area. Il fortino ha già una buona quantità di militari, però dobbiamo sicuramente migliorare tutto. Abbiamo 2 porti, questo significa che le nostre casse sicuramente saranno più ricche. Grano turco, purtroppo ragazzi non abbiamo grande richiesta di lavoratori di livello basso. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. Io direi di potenziare sempre le case, benissimo, residenziale. Vediamo di mettere delle case normali anche vicino a delle aree molto più... ecco, per esempio qua vedete un pochettino sono quasi tutte piene le case, quindi aggiungiamo un'altra fila di case proprio qui. Benissimo, 1 e 2. Con questi altri soldi possiamo potenziare anche l'ambito delle residenze qua in alto, qualche altra casa popolare. Purtroppo questo terreno è accidentato, però da queste parti 2 case popolari possono andare bene. L'osservatorio è stato quasi ultimato, perfetto. Allora, vediamo di potenziare. Abbiamo potenziato perfetto tutte le case. Vediamo se adesso possiamo migliorare con questi $50.000 ragazzi tutta la nostra sezione ovviamente principale delle nostre abitazioni e delle scuole. Allora, per esempio, questa abitazione possiamo dare l'elettrificazione, non è connesso alle reti elettriche. Per qual motivo? Mappe, elettricità, ecco, potete vedere che arriva esclusivamente elettricità nei pressi di quest'area, quindi dobbiamo aggiungere delle sottostazioni elettriche, magari una qui, perfetto, con una velocità di costruzione massima. Vediamola, vediamo dove arriva l'area ragazzi, attenzione. Dovrebbe, eccola qua, ne aggiungiamo un'altra ancora. Sono solo delle piccole sottostazioni per ingrandire la nostra possibilità di costruzione e di diffusione della nostra grande energia.
Eccoci, purtroppo stiamo perdendo punti di felicità, però dobbiamo garantire dell'energia. Ok, ecco, la zona è coperta, però purtroppo non abbiamo energia che stiamo producendo. Per quale motivo? Perché il carbone non è disponibile. Beh, tutto il carbone viene quasi portato alla nostra acciaieria. Vediamo un pochettino di smistarlo bene. Allora, vediamo un po'. Il carbone qui, eccolo, forse ne dobbiamo importare un po', perché non riusciamo proprio ad averne abbastanza, forse. Va bene, procediamo ragazzi. Intanto come va la felicità? Allora, sicurezza, intrattenimento basso, cibo va bene, sanità discreta, abitazione, sempre queste dannate abitazioni, lavoro, libertà e religione, quindi vediamo di potenziare. Innanzitutto, intrattenimento, vediamo se possiamo collocare qualche altra cosa anche nell'ambito È il momento dell'università. La Resistenza e la Francia intera sono in debito nei nostri confronti. Vediamo un pochettino ragazzi, scegli una ricompensa e poi brindiamo al successo della coraggiosa resistenza francese. Una tecnologia gratuita potrebbe essere comodo. Perfetto, allora la situazione sta andando un pochettino fuori controllo, perché la centrale elettrica non produce. Ah, ed eccola finalmente. Il carbone ci deve essere però ragazzi, 60%. L'università adesso sta funzionando benissimo. Le scuole, qui dentro la biblioteca si sta regolando. Il caseificio deve avere il massimo del personale. Vediamo di mettere qualche altra bella abitazione. Per esempio io non capisco adesso quali sono le aree dove sicuramente abbiamo carenza di persone. Ecco, per esempio qua c'è una casa popolare quasi piena, quasi vuota, però non c'è nessuno che ci abita all'interno. Vediamo invece questa zona. Ecco, 12 su 12, 12 su 12. Troviamo delle case anche semivuote, quindi sicuramente, eccolo qua, dobbiamo ecco, queste aree sono sicuramente ben definite. Forse qua in alto dobbiamo riuscire a regolare un po' i conti ragazzi. Allora, la caserma l'abbiamo appena adesso completata a livello di personale. Vediamo un po'. Ok, stiamo iniziando a produrre ottime energie e possiamo dare l'elettrificazione alle nostre case. Perfetto, con dopo approfondite ricerche abbiamo scoperto la bussola. Ok. Si trovava nel tuo armadietto, dietro ai piani porre il dominio del mondo e sotto la bottiglia di rum. L'ho prestata ai nostri capitani, così non dovranno più navigare basandosi sul loro olfatto e potranno usare navi più grandi ed efficaci. Perfetto, adesso avremo ragazzi delle navi più grandi ed efficaci grazie alla scoperta della bussola. Sicuramente dobbiamo dare l'elettrificazione alle nostre case per dare sicuramente la qualità abitativa maggiorata, quindi per aumentare la qualità abitativa delle nostre grandi abitazioni. Perfetto, elettrificazione per le nostre case popolari, anche per queste. Benissimo. Vediamo di aumentare. Ok, così la qualità è anche discreta. Perfetto. Vediamo un pochettino queste case. Purtroppo ragazzi è un processo che dobbiamo fare proprio a tutte le case che si ritrovano da queste parti. Ok, case completamente massime a livello di personale interno. Elettrificazione. Anche se dobbiamo sacrificare un po' di energia, però è importante darla ai nostri cittadini. Ok, stiamo aumentando praticamente la nostra qualità delle abitazioni. Benissimo, purtroppo qua non penso che arrivi, va bene, però stiamo aumentando sempre regolarmente. Qualche altra bella casetta, magari da queste parti, nelle zone un pochettino limitrofe alle nostre industrie. E velocità massima. Allora, come va con il commercio? Stiamo esportando acciaio e stoffa, vanno più che bene ragazzi. Un altro porto potrebbe essere comodo, quindi vediamo di metterlo proprio in una zona adatta. Ecco, per esempio in questa zona che non è stata più sfruttata. Aumentiamo la velocità, adesso è massima. Allora, il problema ragazzi adesso è che abbiamo tante possibilità finanziarie, però non riusciamo a sfruttarle bene. Allora, il problema è appunto la felicità che non viene regolata per benino. Amico, il capo della Resistenza ha di nuovo bisogno del nostro aiuto. Costruisci dei ranch di qualsiasi tipo, rapporti con gli alleati, va bene. Qualche ranch potrebbe essere comodo. Vediamo un pochettino. Conservificio. Allora, produci cibi in scatola lavorando caffè, pesce e ananas. Quindi caffè, pesce e ananas. Intanto qualche ranch di lana lo mettiamo sempre. Ecco, la lana potete vedere ragazzi non cresce più bene da queste parti, proprio perché è una zona ormai sfruttata al massimo. Quindi dobbiamo convertire qualche terreno. Ecco, per la lana dobbiamo scegliere un terreno molto diverso, come per esempio questo. Allora, vediamo di collocare dei ranch da queste parti. Mettiamone 5. Eccoli qua, uno accanto all'altro, e creiamo una vera e propria zona anche residenziale nei pressi di questa nuova zona di raccolta. Benissimo, un'unica strada che colleghi il tutto. Benissimo, e qualche bella casa popolare da queste parti. Per esempio 2 case potrebbero farci comodo. Allora, costruzione rapida di tutta questa. I lama sono fantastici. Se ci sono i lama,
È tutto più bello. Allora, che cos'è? Mangiano di tutto. Deve essere appunto qualche nuova missione che abbiamo sbloccato. Vediamo di costruire questi nuovi ranch. Costruzione rapida per entrambi. Perfetto. Però ragazzi, stiamo perdendo punti della felicità. Alcune persone stanno appunto protestando. I nostri ranch stanno per essere ultimati. Eccoli qua. La popolazione sta andando anche a lavorarci. Perfetto. Le nuove case popolari stanno per essere completate. Però una nuova protesta. Vediamo cosa succede. Alcune persone stanno protestando. Potremmo ragazzi trattare per evitare particolari problemi. Non voglio mandare l'esercito per uccidere questi pochi popolani. Signor quindi Presidente, trattiamo. secondo i miei calcoli l'economia tropicana è destinata a collassare. Bene, nuovi edifici per l'intrattenimento. Però ragazzi andiamo con calma. Abbiamo collocato i nostri ranch pronti, appunto. Eccoli qua. Vediamo se possiamo aumentare la qualità del lavoro per tutti. Benissimo. Non capisco perché ragazzi si è bloccato ragazzi sul 3 su 4. Dovrebbe essere sul 4 su 4. Ne abbiamo costruiti 5. È un bug che appare sicuramente anche... mi è apparso sicuramente anche nelle partite precedenti. Ma non preoccupatevi. Sicuramente la ricompensa non è, diciamo, esagerata, quindi possiamo stare tranquilli. Purtroppo non abbiamo neanche tanti cittadini che possono lavorare nelle nostre piantagioni. Aumentiamo leggermente il budget. Allora possiamo demolire questi ranch perché sicuramente non ci servono. Abbiamo già sfruttato il territorio a dovere. Benissimo. E in questa zona vedremo di collocare qualche altro edificio per l'intrattenimento locale ragazzi, come per esempio qualche bel ristorante o qualche altra cosa. Ok, eccoli via. Benissimo. 58% di felicità, stiamo andando a cavallo. Intanto la nostra economia si basa molto sull'inquinamento, purtroppo. Ok, un ristorantino già c'è da quella parte, quindi in questa zona cosa possiamo mettere? Già il casino l'abbiamo messo, il cabaret l'abbiamo anche messo. Un altro casino ragazzi, forse potrebbe essere... Ah, il casino mi sembra che non l'abbiamo messo ancora, perché sicuramente... ci serviva la copertura dalle reti elettriche. Vediamo di metterlo appunto da questa parte, proprio vicino al cabaret, uno accanto all'altro. Ecco, dovremmo metterlo anche in una zona un pochettino più gradevole. Eccolo qua, il nostro grande casino pronto. Incrementa la valutazione dell'intrattenimento. Ok, intrattenimento di lusso. Però qualche altra bella taverna potrebbe essere anche utile. Vediamo un po'. Una taverna. Ecco, metterei una taverna anche qua in alto per le persone che vivono quindi desolate in questo nuovo ambiente. Efficacia prevista 125. Vediamo di utilizzare qualche nuova taverna anche in altre zone. Ecco, per esempio qua efficacia prevista 84, 79, potrebbe essere anche comoda. Perfetto, in modo tale da dare un intrattenimento costante e diretto a tutti i nostri cittadini. La paga delle taverne deve essere astronomica. Bene, allora il cabaret funziona e abbiamo un'efficacia abbastanza elevata. Le mie ricerche indicano che presto gli USA applicheranno il Sì, ma ce l'ho già una distilleria, amica mia. Quindi vediamo di prenderci ragazzi la ricompensa, perché la distilleria è già disponibile. E prendiamoci i soldi. Invita una potenza straniera, gli alleati o addirittura l'asse. Vediamo un pochettino quali sono addirittura le nostre relazioni politiche con queste due fazioni. Con gli alleati siamo sicuramente messi meglio ragazzi, 82% di relazioni positive, quindi possiamo invitare questa potenza all'interno del nostro stato. Quei tizi dell'asse mi danno i brividi. Certo, ora dovrò avere a che fare con persone ancora più snob di me, ma questo è il non destino preoccuparti. di ogni buon diplomatico. Avremo il 10% di aumento di prezzi per 2 anni. Abbiamo scoperto un modo per ridurre i caduti in battaglia. Dobbiamo soltanto mettere i soldati più incompetenti e inutili in prima linea e fare indossare loro uniformi dai colori vivaci con 1000 decorazioni. Così si sentiranno importanti, acquisteranno fiducia in loro stessi e non intralceranno le operazioni. Allora, intanto abbiamo invitato gli Stati Uniti. Sicuramente ecco qua, la felicità dell'asse è calata a 0, quindi vediamo di stare attenti e sicuramente rinforzare l'apparato militare. Abbiamo 18 soldati, stiamo aumentando la loro fedeltà nei riguardi del presidente. Dobbiamo aggiungere qualche altra torretta di guardia, ragazzi. La base militare sicuramente è importantissima, quindi intanto aggiungiamo altre 2 torrette e la nostra base di guardia proprio dietro al nostro fortino, così, in modo tale da avere anche qualcosa a livello estetico decente. Benissimo.
Vediamo di creare una bella strada. Allora, la base militare come obiettivo primario di costruzione. La nostra università finalmente anche crea delle nuove persone adatte ai lavori più impegnativi. Progetti di ricerca. L'università inizia a generare punti di ricerca. Perfetto. Intanto la nostra biblioteca può essere anche potenziata col dipartimento accademico. Generiamo punti di ricerca in più. E stiamo ricercando adesso il socialismo. Però io direi anche di basarci. Vediamo un po'. Sì, socialismo lo ricerchiamo, ma anche la contabilità della banca. Bene, vediamo se abbiamo nuove zone appunto di raccolta. Nella guerra fredda avremo sicuramente del petrolio. Vediamo se ci sono appunto miniere d'oro da queste parti, ragazzi, perché sarebbe davvero molto utile. Vediamo, giriamo un attimo da questa parte. Vediamo, qua non c'è niente. Vediamo invece da questa parte. Ecco, forse qua. Vediamo a mare. Ci sono solo esclusivamente dei pesci. Qui vediamo, forse questa. No, vediamo un po'. Qui nella roccia c'è un miniera, di bauxite. E qui un altro giacimento di carbone, ragazzi. Quindi perfetto, possiamo avviare la nostra nuova attività mineraria. Allora, miniera, eccola qua, di carbone. E possiamo anche prelevare il nostro bauxite. Perfetto. Vediamo di collegare una bella strada. Perfetto. Andiamo. Benissimo, abbiamo tagliato un pochettino la piantagione, ma questo non è un problema. Possiamo anche velocizzare tutto perché adesso ce lo possiamo permettere. Allora, vediamo un po' quello che sta accadendo. La felicità sta aumentando regolarmente. Possiamo adesso anche collocare un bell'ospedale nella sezione principale. Ancora no, purtroppo. Vediamo come vanno le chiese invece. Allora, 149 su 150, 149 su 150 è il massimo. Quindi io direi di collocarne un'altra ancora, ragazzi, nella nostra zona dei colletti bianchi. E in questa zona andrei anche a collocare qualche bella villa per le persone un po' adatte a questo stile di vita. Eccole qua, una bella villa. Vediamo di metterla appunto. Ecco, qua non possiamo. Però qualche bella villa potrebbe essere adatta in questa zona. Per esempio una villa da questa parte. Vediamo un pochettino come risponderà alle esigenze dei cittadini più ricchi. Allora, stiamo salvando la partita, è importante. Purtroppo dobbiamo solo attendere, ragazzi, il momento giusto. Questi sono appunto momenti un po' di stallo, però stiamo procedendo bene. I tropicani chiedono delle lezioni per il prossimo anno. Vogliono mostrarti quanto il loro sostegno va bene, presentiamo sempre il nostro Thomas Van Helgen. Siamo in vantaggio, ragazzi, abbiamo il 59% sul 41%. Purtroppo le piantagioni di tabacco non lavorano. E vi ricordo che mi sembra abbiamo posizionato anche una fabbrica di sigari da queste parti, o no? Vabbè, però è importante potenziare anche l'esportazione di questa materia prima. Vediamo un po', per esempio qua ci sono piantagioni di banane che non hanno come dire, persone all'interno che ci lavorano. Vediamo un po' se possiamo potenziare la crescita sana. Ok, la qualità del lavoro aumenta di 20 e il benessere aumenta. Allora, 52% calo drastico del nostro presidente, ragazzi. Davvero tensione nei riguardi della casata del presidente. Vediamo quello che possiamo fare. Iniziative di ricerca globale. Riceve punti di ricerca bonus da tutte le superpotenze in buoni rapporti con Tropico. Grandioso, confermiamo. Inoltre possiamo dare un'occhiata. Proibizionismo, debito sovrano, esercitazioni militari, martedì grasso. Ok, aumenta la qualità del servizio degli edifici di intrattenimento e il livello generale di crimine. Non è importante il crimine per adesso. Nessun pasto gratuito, censimento, scopri dei cittadini con capacità specializzate a lavorare come gestori degli edifici. Il censimento potrebbe sicuramente essere utile. Allora, 52%, ragazzi, dobbiamo stare attenti. Quindi vediamo un po' il nostro cabaret, vediamo di potenziarlo. Guardate un pochettino. Allora, dobbiamo andare sicuramente nella sezione. Allora, qua abbiamo sistemato tutti i nostri supervisori. Nel caseificio mettiamo un leader sindacale per aumentare la qualità del lavoro. Bene, 50%, ragazzi. Attenzione, problemi. Vediamo un po'. Nelle nostre piantagioni vediamo quello che possiamo fare. Possiamo mettere dei responsabili. Per esempio, ecologista, mentore. L'efficacia degli edifici nelle vicinanze aumenta di 1. Per esempio, possiamo collocarlo in una zona dove ci sono davvero molti edifici produttivi. Vediamo un po'. Qua abbiamo la nostra centrale. Addirittura in questa zona un ranch di capre. Vediamo ormai questo ranch di eliminarlo e di collocare qualcosa di più interessante in questa zona. Eccoci, vediamo un po'. Ecco, queste case per esempio non hanno alcun abitante, proprio perché è una zona completamente spoglia. Vediamo di ricostituirla. Il proibizionismo è iniziato.
È il momento di inondare le strade con alcoli. Perfetto. Esportiamo, ragazzi, del rum. Però intanto in questa zona dobbiamo collocare qualcosa di interessante per i nostri cittadini. Per esempio, non saprei, delle antiche rovine, turismo. Vediamo un po'. Ci deve essere qualcosa. Intanto il bacino di carenaggio lo dobbiamo posizionare. Però in questa zona dobbiamo mettere qualcosa di utile per la nostra popolazione, per far vivere della popolazione appunto all'interno delle case. La fabbrica di sigari potrebbe essere comoda, ragazzi. Vediamo un po'. Mi sembra di non averla posizionata da nessuna parte la fabbrica di sigari. Vediamo, magari dico una sciocchezza. Forse l'ho messa da qualche altra parte. Non mi ricordo, però mi pare di no. Va bene. Allora, mettiamo una nostra bella fabbrica di sigari appunto qua in alto e potenziamo le nostre strutture di esportazione di tabacco. Ecco, perché ci lavorano? Ecco, finalmente, una buona parte di persone lavorano alle nostre piantagioni. Presidente, non ricercare sto soggetto. Non No, sai che in perché questo sbloccate modo gli editi di sicurezza sociale, programma di alfabetizzazione, un po' di programmi utili per la nostra popolazione. Ecco, queste piantagioni miglioriamole. 51%. Allora, ragazzi, dobbiamo vincere le elezioni, quindi sostegno ai mutui. Allora, riduce il livello di agiatezza necessario per vivere in tutte le strutture residenziali. Il costo di mantenimento dipende dal numero. Allora, è un sostegno per i mutui dei nostri cittadini principali, abitanti di Tropico. Vediamo. A nessuno piace vedere gente che vive nelle baracche. Alcuni cittadini però non hanno scelta, in quanto non possono permettersi di meglio, ma adesso lo faranno. Questo editto renderà più facile la vita a tutti i proprietari di case dell'isola. Fantastico. E sicuramente il programma di alfabetizzazione aumenta l'efficacia di scuole superiori e università, aiutando tutti gli studenti a completare prima gli studi. Il costo di mantenimento si basa sul numero delle strutture. Abbiamo tanti soldi e possiamo far vivere bene la nostra popolazione. Sicurezza sociale garantisce un reddito minimo a bambini, studenti, pensionati. Il costo di mantenimento dipende da tutto questo. Fantastico. Campagna denigratoria. La fazione scelta come bersaglio perde sostenitori in misura basata alla popolarità del presidente. Alcuni dei sostenitori vediamo un po', anche i sostenitori residui vedono calare il proprio supporto. No, ragazzi, non facciamo nessuna campagna denigratoria, però abbiamo potenziato adesso la possibilità di far acquistare case ai nostri cittadini. Il cabaret è pronto e possiamo creare qualcosa all'interno. Aumenta la ricchezza per il 20% dei lavoratori. No. Generale, ecologista, avido, mentore. Ok, possiamo aumentare l'efficacia di tutti gli edifici nelle vicinanze. Perfetto. La base militare deve aumentare il suo budget interno. Ok. La felicità è un tantino a nostro vantaggio. Ok, però abbiamo una zona, ragazzi, a sinistra che è abbastanza spoglia. Quindi vediamo un po'. Qualche nuova piantagione di tabacco potrebbe farci comodo. Eccola qua, una nuova piantagione di tabacco. Vediamo dove la possiamo mettere, magari qua in basso. Ecco, non sfruttiamo proprio tutta l'area. Ecco, sono delle zone un pochettino ardue per la costruzione di determinati edifici, però vediamo un po'. Ecco, possiamo sfruttare solo una piccola parte del territorio, ma potrebbe andare bene, ragazzi. Vediamo di metterla qui. Ok, I nostri 52%. amici americani non sono contenti. No. Mi sa che sono proprio arrabbiati, visto che esportiamo del rum vero. in una nazione che ha proibito l'alcol. Infatti hanno proibito l'alcol, però ci hanno detto anche prima di esportare del rum. Ma ci fanno impazzire? Inviamo un membro della casata a trattare. Il nostro Federico Van Helgen è adatto per parlare, è un ottimo diplomatico. Intanto la base militare continua ad offrire ottimi soldati, con un generale all'interno, per aumentare l'efficacia di tutti gli edifici di questo grado. Perfetto. Nelle nostre torri vediamo di mettere la paga massima, perché questi sono i settori che sicuramente sono più utili al nostro grande presidente. Allora, come mai in queste miniere non lavora nessuno e la miniera di carbone ha un po' di soldi in più rispetto a quella di bauxite? Ecco, da queste parti potremmo collocare anche delle case di campagna per dare alloggio a questi poveri minatori che si ritroveranno da queste parti. Ecco, 3 case di campagna utili ad alloggiare le loro famiglie, anzi mettiamone 4. Benissimo, la felicità sta aumentando radicalmente. Vediamo un po'. Sta aumentando rapidamente, scusate ragazzi. Creiamo le nostre nuove abitazioni. Ok, la miniera di carbone finalmente ha ottenuto tutto quello che serve e anche l'impianto di preparazione del carbone. Perfetto. Molto tempo fa abbiamo imparato a usare le battute come armi. Ora Bene, possiamo bene, fare bene. lo stesso con i numeri. Purtroppo sono un'arma davvero disumana, tanto che sono stati messi al bando da numerose corti internazionali. Addirittura. Questo significa che possiamo usarli solo sul nostro popolo e soltanto sui pochi individui che... Sì, le banche. Però intanto possiamo ricercare, ragazzi, le tangenti. E poi vediamo, ragazzi, perché non abbiamo grande quantità l'occasione d'oro. da influenzare l'esito delle Attenzione, prossime ragazzi. elezioni, Presidente. La procedura non è considerata molto legale, ma ti garantisco che nessuno potrà saperlo.
Allora ragazzi, qua dobbiamo stare attenti. Possiamo vincere senza barare? Voi che dite? Io dico di sì, siamo arrivati al 53%. Se i cittadini non cambiano idea all'ultimo giorno di votazione alle urne, allora saremo tranquilli. Vediamo un pochettino. Attenzione, il 53%. Stanno sfogliando i voti. Fabio Arthur 47%, non si sa. Forse i 250 tropicani più uno hanno dato la risposta giusta. Vediamo se è vero. Vediamo un po', si va in avanti. Abbiamo pagato. Un membro della tua casata ha deciso che preferisce restarsene in America, No! dove potrà diventare un signore del crimine. Maledizione, il nostro Sono arrivati i risultati delle elezioni Eccolo qua, presidenti. vittoria! Devo essere il primo a congratularmi con 230 tropicani hanno dato la risposta giusta. Fantastico. Intanto l'apparato militare è stato appena adesso riformato. Possiamo stare tranquilli per un po' di anni. Allora, nel casino abbiamo abbastanza visitatori, ma visto che Tropico è una nazione dove il gioco d'azzardo va forte, metteremo un altro casino, magari nella zona ultima, proprio da questa parte, non vicino alle chiese, come mi avete detto voi. Lascialo un pochettino lontano. Un altro casino nella zona, magari, eccolo, mettiamolo qua in alto, nella nostra nuova zona residenziale. Vediamo un po'. Ecco, potrebbe. Ma aspettate, ragazzi, il casino cosa fa? Aspetta. Fornisce intrattenimento ai cittadini turisti nelle vicinanze. Ecco, nelle vicinanze questa è un'area abbastanza piena. Ecco, ormai che non ci sono più aziende, non ci vive più nessuno. Però